la via istituzionale, distinta, e questo lo devo dire, da una via spontanea che è stata anche con molta buona volontà. Si è tentato da parte di taluno di esplorarla, di realizzarla anche, ma io credo che la via istituzionale sia necessario conoscerla per capirne l'importanza e la rilevanza. La via istituzionale è quella che abbiamo segnato con l'iniziativa della risoluzione che abbiamo presentato e poi fatto votare il 28 di novembre del 2012, pensate, sono passati 2 anni esatti, e subito dopo che abbiamo rilanciato con la proposta di legge 342 che ci ha messo 4 sedute straordinarie del Consiglio regionale per diventare finalmente il 12 giugno di quest'anno la legge 16. In ogni caso il punto di partenza è la realtà attuale, è la realtà istituzionale che fortunatamente per noi oggi è il Consiglio regionale del Veneto, perché quella è la rappresentanza della sovranità del popolo veneto nella sede che è stata votata dai cittadini, la via istituzionale. Allora, perché se questa è la via, abbiamo scelto di presentare un progetto di legge al Consiglio regionale che abbiamo portato là con una valanga di firme a sostegno, firme di cittadini, il 16 febbraio dell'anno scorso. Il progetto è rimasto depositato negli uffici protocollo della regione per oltre un mese, finché un eroico consigliere, Valle Gamberi, dell'UDC, siccome era stato maltrattato alle elezioni di febbraio da parte del suo partito che gli aveva promesso delle cose, ma è stato scontento di quello che è avvenuto all'interno del suo partito, quasi per una forma di dispetto, dice adesso faccio qualcosa che imbarazza tutti, e comunque anche per fare uno scherzetto alla Lega ci ha messo la prima firma. Dopo un mese e mezzo ci ha messo la prima firma e quindi lo ha protocollato come consigliere e gli ha fatto avviare il percorso di istruttoria che ogni legge deve avere. E ha avuto una discussione molto tormentata perché vedete, il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza della sovranità del Veneto, però è un organo debole, troppo debole, troppo debole. Io mi ricordo, non mi sono dimenticato, andatevelo a vedere anche voi, alla presentazione della legge hanno cominciato a dirgli: se solo discutete di questa proposta di legge, qualcuno di voi se lo ricorderà, l'articolo 126 della Costituzione, ci sarà lo scioglimento del Consiglio regionale. Caspita, che cos'è? Un referendum consultivo? Cioè chiedi alla gente di potersi esprimere in un referendum consultivo sul tema dell'indipendenza, certo un tema importante, e tu minacci di sciogliere il Consiglio regionale per violazione dell'articolo 126 della Costituzione. Quasi una forma di rivoluzione diciamo contro la democrazia e contro il diritto, quando ogni manifestazione e consultazione elettorale è per antonomasia, per definizione, l'espressione democratica della valutazione, della raccolta del consenso delle persone. Dopo le minacce loro sono andati avanti con qualche titubanza, hanno realizzato l'approvazione della legge e nessuno si è permesso di avviare il percorso di scioglimento del Consiglio regionale, a parte che non sarebbe mai passato, ma nemmeno è stato avviato. Anzi, direi di più che l'8 di agosto di quest'anno il governo Renzi timidamente ha impugnato la legge, perché abbiamo notizie di fonte buona che dicono, che ci confermano che Renzi personalmente non avrebbe voluto impugnarla la legge. È stata impugnata, anche qua spinto, dobbiamo dirlo, perché è importante dirlo, spinto dall'alta burocrazia del Ministero degli Interni e di quella del Quirinale. Questi sono i nostri 2 interlocutori, non è detto con nemici, interlocutori. Però la legge è stata impugnata ma non sospesa. Sapete quanto ci è stato difficile, quanto ci è costato a spiegare alla gente negli incontri pubblici e nelle presenze televisive che la legge impugnata ma non sospesa manifesta tutta la sua efficacia e quindi vale, è applicabile. Il referendum potremmo farlo domani se avessimo superato tutti quegli ostacoli di cui parlava il sindaco, che sono poi anche fittiziamente creati da un legislatore e dai funzionari della regione preoccupati. I funzionari della regione, questo lo dico in favore di Luca Zaia, sono tutti contro.
favore di Luca Zaia, perché mi sono reso conto, partecipando a degli incontri proprio su questa materia, che li ha tutti contro. Cioè nel senso che questi dicono, oddio, questo argomento scotta. È vero che non hanno sciolto il Consiglio regionale, però la Corte dei Conti potrebbero fare azioni nei nostri confronti più avanti, perché sono deboli. Perché se io fossi il Presidente della Regione, questo non è più a favore di Luca Zaia, ma è a favore della realtà, direi ai funzionari la mattina come un dipendente, tu sei un dipendente della Regione, oggi questa raccomanda, queste sono le cose da fare. Se non le fai, prenderò i provvedimenti e io mi assumo tutta la responsabilità politica e istituzionale che il caso impone. Questo sarebbe da fare. E questo è a soccorso di Luca Zaia. Guardate che gli vogliamo bene a Luca, è una brava persona. Però la debolezza bisogna denunciarla. Se lui ha bisogno del tutore, sapete del tutore, ma il padre che tira sulla vigna, no? Se ha bisogno del tutore, o rinuncia a fare il ruolo oppure deve accettare il sostegno, deve accettare la forza. Ormai con i sondaggi che ci sono, con tutte le iniziative che abbiamo messo in piedi, con oltre 100.000 firme abbiamo raccolto in tutto l'anno. Sapete che fatica è raccogliere 100.000 firme? Firme buone, no? E poi è fatta del sera, escono dei gazebo. 182 consigli comunali, pensateci, 182 consigli comunali hanno discusso l'ordine del giorno che noi abbiamo messo a disposizione in Gozo, 4 consigli provinciali che rappresentano oltre 3 milioni e mezzo di cittadini del Veneto. Questi numeri qua devono far capire a Luca Zaia, al Consiglio regionale e alla Giunta che non sono lasciati soli. Noi abbiamo messo in mano una patata che scotta e poi siamo andati a sederci a guardare e a ridere. Che l'abbiamo portata là e anche abbiamo detto guarda che va gestita in questo modo, dacci una mano a gestirla insieme. L'indipendenza, l'ha detto bene il sindaco e credo che sia condiviso da tutti, è un fatto che è un obiettivo che raggiungeremo se avremo una visione unitaria. Per non sbagliare, non abbiamo 10 punti, 11, 5, 3, 2, ne abbiamo uno solo. Così non si può sbagliare. Noi siamo un movimento trasversale, vi invito ad andare a leggere il nostro statuto, che al primo articolo dice che l'obiettivo dell'indipendenza Veneto è il raggiungimento, e nel nome, non è difficile da capire, dell'indipendenza del Veneto, dopodiché si scioglie. È scritto che si trasforma in comitato solo per garantire provvisoriamente l'attuazione del passato, dopo si scioglie. Noi, rispetto alle elezioni regionali, c'è anche altra sollecitazione che vi è stata fatta, siamo assolutamente sereni, abbiamo idee chiarissime su come dobbiamo comportarci, sulle scelte che faremo, però appartiene alla tattica. Se serve andare col diavolo, si va col diavolo. Se è vantaggioso rimanere a casa, rimarremo a casa a parlare di indipendenza delle piazze come abbiamo fatto fino ad oggi. Se serve correre da soli, correremo da soli. Se serve correre con chiunque, correremo con chiunque. Purché sia chiaro a tutti che a noi non ci interessa governare il Veneto nella buona amministrazione, quella è cosa che spetta a chi altro, ma per conseguire un solo punto, con eventualmente con una legislatura a termine. Perché se devi fare indipendenza non vai mica là per fare 5 anni, in un anno devi realizzarla. Il governo, la Corte Costituzionale, dove tra l'altro siamo intervenuti a difendere la legge per contestare la competenza della Corte, è stato un atto che ha impressionato, che ha fatto discutere la Corte, perché siamo andati a costituirci ad adiuvandum, quindi a sostegno della legge, non per difendere la legge che per noi è di per sé che sta in piedi, ma per dire guarda che tu, cara Corte, non hai competenza a pronunciarti su questo argomento. Ma audace, e sarà bocciato, non è che siamo degli illusi, sarà bocciato, ma è pericoloso per loro, è insidioso come argomento, perché della libertà non è che si può disporre a piacimento, questa cosa mi piace, dico ok, quell'altra non mi piace, dico no. E parliamo del diritto a manifestare i propri pensieri su una legge, e qua spiego 2 parole per chi ancora non l'avesse capito, che anche ragionando non di storia, come ho detto, che per me sarebbe argomento di per sé sufficiente a risolvere ogni dubbio, ma anche ragionando di diritto, è una legge che non è in contrasto con la Costituzione italiana. Questo è bello. Guardate che non hanno mica risposte quando vi facciamo notare questi passaggi che non sono frutto soltanto del mio approfondimento appassionato e convinto e documentato, ma sono anche il frutto di pensieri qualificati. Ci sono degli interventi bellissimi
del professor Carlo Lottieri, semplici, fatto a Canale Italia. La frase dice, Carlo Lottieri dice: ma se è vero che il Veneto è entrato a far parte dell'Italia, ad aggregarsi all'Italia in forza di un voto, la stessa cosa deve essere nel caso voglia uscire dall'Italia. Come si è entrati con un voto, perché non si può uscire con un voto? O è una prigione questa, dove ci devono usare per fare di loro lo schiaffari, e non serve che io vada oltre, mi fermo perché non mi interessa la polemica, mi interessa il ragionamento. Abbiamo la legalità che ci sorregge, la storia, la legalità. La legalità, pensate, altro passaggio che rimane facilmente nella vostra memoria. Se nel 1866 sono stati 148 anni quest'anno, no? Dico, sembra una cosa del passato, questi qua vanno a mancare, la Repubblica è serenissima, roba di ieri. 25 ottobre 1866 mio bisnonno, si chiamava Giacomo Morosini, no? 10 generazioni indietro, mio bisnonno, di cui mi parlava mio padre, che lo ha conosciuto, quindi voglio dire generazioni di soldati in testimone, è andato a votare, è andato a votare. Mi spero che sia stato uno di 69, perché se no mi ha votato contro, penso che sì, perché se no non mi sentirei questa energia, di sicuro che ha votato no. E all'epoca, quando hanno votato, cercavo con quella modalità, avete visto, e vi consiglio di andare a vedere il film Leone di Vetro, che non è un grande film, però è un film che merita, nel senso che l'hanno fatto con pochi mezzi, ma sono riusciti a lanciare un messaggio, un bel messaggio, vi fanno vedere come hanno votato. Bene, se quando mio bisnonno è andato a votare, non c'era mica il diritto di autodeterminazione codificato come istituto giuridico. Non c'era, non esisteva, neanche come diritto consuetudinario. Forse è cominciato là o in altre realtà analoghe, non esisteva. Quindi se mio bisnonno ha votato quando il diritto di autodeterminazione non aveva ancora una configurazione di istituto del diritto consuetudinario internazionale, oggi che lo abbiamo consuetudinario e pattizio, cioè regolato anche dalle leggi, qualcuno, qualche principe della verità rivelata che c'è a Roma della Corte Costituzionale, magari come Franco Gallo, ex presidente, che ne ha detti di tutti i colori, potrei riferirvi su questo punto, vuole sostenere la tesi che non possiamo votare. Ma vi rendete conto che cosa hanno detto finora? Io sono stato deriso per aver sostenuto questa tesi, adesso sono io che comincio a ridere. Sono invertiti i ruoli, quelli che ridono non ci sono più. C'è qualcuno che balletta ancora che l'articolo 5 della Costituzione italiana dice che l'Italia è indivisibile. Il più tranciante, e l'ho riportato anche nell'atto di intervento alla Corte Costituzionale, è stato il professor Bassani. Ha definito uno slogan metagiuridico, bellissima definizione, in 3 parole due parole lo ha messo capo. Infatti non è nient'altro che uno slogan, è un'idea che non ha un contenuto giuridico, è un'affermazione che vuole essere assoluta e come tutte le affermazioni assolute, nel momento in cui si presenta con queste connotazioni si autodemolisce, non sta in piedi. Perché fra 2 milioni di anni non ci sarà mica l'articolo 5, come non c'era? 150 no, meno di 150 anni. Perché prima del 1948 non c'era. O era la storia che ogni tanto cito dello Statuto Albertino. Il re nel 1848, quando presentò il suo statuto, disse in modo molto convinto, no? Con le frasi roboanti, in occasione del presento dello statuto, è una legge perpetua e irrevocabile, testualmente. Quanto è durato? È durata 100 anni con tutte le miserie, i disastri, le violazioni che ha avuto. Lasciamo perdere. La via istituzionale quindi è protetta dalla storia, dal diritto consuetudinario e dal diritto pattizio. Siamo sulla strada giusta.